Tragedia a Padova, ispettore della squadra mobile perde il controllo dell'auto e si schianta in tangenziale. Leonardo Braido aveva 41 anni, forse un malore all'origine dell'incidente. Si prevede nelle prossime settimane 1 milione di rifugiati ucraini in arrivo in Italia. Zaia, commissario dell'emergenza in Veneto, sarà soprattutto zona di transito, dice, disponibili una trentina di posti letto per i bambini malati. Guerra in Ucraina e ripercussioni sull'economia, il blocco dell'export, la mancanza di materie prime, i rincari dell'energia, impatto insostenibile per le aziende, ci aspettiamo mesi molto duri. Aggravio di costi e ritardi della manutenzione del Mose, all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti il procuratore annuncia indagini su possibili inerzie. Emergenza siccità nella Marca, a soffrire maggiormente l'agricoltura, ma anche le città ricche di canali come Treviso. Il consorzio Piave è costretto a decidere chi avrà acqua e chi no. Suonano alla porta di un 37enne bellunese, poi lo picchiano selvaggiamente. Tentativo di rapina o vendetta, indagine dei carabinieri sul violento episodio, protagonisti 2 malviventi. Red Canziano è tornato a casa dall'ospedale Cafoncello di Treviso, dove era da 2 mesi ricoverato per la grave infezione cardiaca. In un videomessaggio su Facebook il grazie alla famiglia, ai medici e ai fans. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo dunque con la cronaca, con la tragedia che si è consumata in tangenziale a Padova, uno schianto frontale, a perdere la vita un poliziotto della squadra mobile della questura padovana. Le lamiere dell'autostorica di Velte si sono trasformate in una gabbia mortale per un poliziotto della questura di Padova. Leonardo Braido, 41enne, ispettore della squadra mobile di Padova, è rimasto vittima questa mattina in un drammatico incidente lungo la bretella che collega Abano Terme alla tangenziale di Padova. Lo schianto frontale, avvenuto all'altezza del comune di Selvazzano, ha coinvolto la Fiat 500 Abarth storica guidata dal poliziotto e un'altra vettura. Le condizioni di Braido sono parse, sin da subito disperate. Quando è arrivato in ospedale il suo quadro clinico era critico ed è deceduto poco dopo. Come ogni mattina l'ispettore, che faceva parte della sezione antidroga della squadra mobile, era andato al lavoro. Verso le 11 ha detto ai colleghi di non sentirsi bene e ha lasciato il servizio. L'incidente è avvenuto sulla strada di casa verso Teolo, dove abitava. La dinamica dello schianto frontale è al vaglio della polizia locale di Selvazzano. Illesa invece la ragazza alla guida del SUV che si è scontrato contro l'auto del poliziotto. Perdiamo un fratello e un poliziotto bravissimo, un ragazzo che aveva nel sangue il lavoro che aveva scelto. Queste le parole commosse della questura di Padova. Sono stati proprio gli agenti e i colleghi della squadra mobile ad avvisare la famiglia. Il padre di Leonardo, Maurizio, era stato anche lui un agente di polizia e da qualche tempo era in pensione. Braido, quando si era arruolato, aveva scelto di fare la volante a Palermo per essere in prima linea. Poi il ritorno a Padova 13 anni fa con la squadra mobile, numerosi gli arresti fatti e le operazioni antidroga a cui ha partecipato. Oggi a Marghera gli aggiornamenti sulla pandemia in Veneto, in continuo costante calo il numero dei ricoverati negli ospedali. La conferenza stampa è stata però anche l'occasione per fare il punto sull'accoglienza dei rifugiati ucraini. Le previsioni parlano di 1 milione di rifugiati ucraini che nelle prossime settimane potrebbero arrivare in Italia. A livello nazionale è pronto un decreto, forse un DPCM, che ne regolamenti l'accoglienza. Per stabilire un po' chi fa cosa, perché qui l'unica roba che non bisogna fare è confusione. Allora, prima roba, stiamo preparando dei piani di emergenza regionali. Ovviamente siamo in un contesto di emergenza, quindi io avrò questo ruolo di commissario anche in questo caso, come è accaduto per il Covid. Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto sono le porte dalle quali i profughi entreranno in Italia. La nostra regione dunque sarà soprattutto un punto di passaggio per donne e bambini, l'80% di questi che arrivano per ricongiungersi a familiari o amici. Non sarà un punto d'arrivo perché molti puntano alle grandi città. Quelli che arrivano in Veneto, la stragrande maggioranza, se si ferma in Veneto perché ha parenti in Veneto o ha conoscenti in Veneto. Io direi intanto ai veneti di non pensare a campi profughi, a robe del genere. Guardate, noi abbiamo una fortuna che saremmo probabilmente una regione di transito. Nessun campo profughi, ma strutture per accogliere temporaneamente chi attende di raggiungere conoscenti in altre regioni. La stessa Federalberghi ha messo a disposizione delle strutture nella fascia costiera prima dell'avvio della stagione estiva. Abbiamo attivato anche una casella di posta elettronica che è ucraina@regione.veneto.it. Si tratta di persone che fuggono portando con sé poche cose, spesso senza soldi o documenti, e per loro si apre anche il tema della mancanza del supermercato
Super Green Pass per il quale il Veneto chiede il superamento. È lo stesso Presidente a spiegare in che termini per spegnere ogni possibile polemica. Di garantire il superamento per il trasporto, quelli che devono andare in Sardegna, aereo o traghetto, non salgono se non hanno il Super Green Pass, giusto? E quindi di dare la possibilità di fare punto a punto il superamento, cioè fanno il tampone, salta sul traghetto, va a casa di chi deve andare e si chiude lì. C'è poi l'aspetto sanitario nell'accoglienza ai rifugiati, 360 al momento i tamponi effettuati, una quindicina le positività riscontrate. Alcune ULSS stanno mettendo a disposizione degli ambulatori per la verifica dello stato vaccinale, soprattutto dei bambini. E a proposito dei più piccoli, sono una trentina i posti letto pediatrici tra oncologici, neonatali, dialisi pronti nelle 2 aziende ospedaliere e in alcuni hub del Veneto. La macchina dell'accoglienza dunque pronta ad ogni scenario, anche al peggiore, ma tutto dipenderà dalle sorti del conflitto. Auspichiamo che i grandi del mondo intervengano per la pace. E poi ci sono le ripercussioni della guerra sull'economia veneta. Ci aspettano mesi molto duri, dice il presidente di Confindustria Carraro. Già da adesso i prossimi mesi secondo me saranno ancora più complicati per le nostre aziende, perché rischiamo veramente di veder velare tutta la nostra economia. Saranno settimane e mesi complicati per l'economia veneta italiana. Pensando alla guerra in Ucraina, il pensiero di tutti va ai cittadini, a chi è rimasto a combattere e a chi sta cercando di fuggire. È l'aspetto più drammatico di un conflitto che lascerà una ferita profondissima sotto tanti punti di vista per molto tempo. L'aspetto economico è sicuramente uno di questi, se si considera che arriva dopo i 2 difficilissimi anni di pandemia. Oggi le imprese si trovano a fare i conti con le sanzioni alla Russia che pesano sull'export, con lo stop delle importazioni dall'Ucraina di materiali quali acciaio, ferro fondamentali per le nostre filiere, e poi ci sono i costi delle materie prime. L'impatto che sta avendo i costi energetici sta diventando ormai insostenibile. Si andranno a ridurre i margini, gli utili delle nostre aziende. Questo vuol dire, spiega il numero 1 degli industriali veneti, meno soldi per gli investimenti che negli ultimi anni si erano quasi ridotti a zero, ma che alla fine del 2021 avevano visto una ripresa. Rischiamo, aggiunge Carraro, di avere un fermo delle nostre aziende. La carenza di materie prime, il blocco dell'export o le difficoltà di completare le transazioni economiche rischiano di diventare per l'economia una combinazione difficile da affrontare. Rischiamo così di guardare al Covid e a tutto quanto quello che le nostre imprese hanno passato con il Covid per una cosa di seconda importanza. Indagini, e voltiamo pagina, indagini della Procura su possibili inerzie derivanti dalla mancata manutenzione del Mose. L'ha dichiarato il procuratore regionale della Corte dei Conti Ugo Montella durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Non c'è pace per il Mose. Dopo la notizia alcuni giorni fa dell'imminente ripresa dei lavori fermi da un anno, stamane nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario il procuratore regionale Ugo Montella ha annunciato che la Procura sta indagando su possibili inerzie derivanti dalla mancata manutenzione dell'opera. Ci sono procedimenti aperti, ha detto, per verificare possibili illiceità contabili che hanno portato al mancato completamento dei lavori. Montella ha spiegato che sulla questione relativa al sistema di dighe mobili c'è la collaborazione tra diverse anime della Corte dei Conti e che la sezione di controllo sta monitorando la situazione anno per anno. Un lavoro molto complesso con responsabilità diffuse a molteplici livelli. In particolare, ha spiegato il procuratore, sono in corso approfondimenti su ipotesi di aggravio di costi e ritardi ingiustificati nella fase di completamento delle opere, nonché su carenze nella fase manutentiva. L'anno scorso, ha proseguito Montella, abbiamo dato conto della sentenza di condanna emessa nei confronti del presidente e del vicepresidente pro tempore del Consorzio Venezia Nuova e in solido dello stesso CVN, che ha costituito l'epilogo delle azioni risarcitorie promosse dai magistrati assegnati al tempo a questa procura. Ora, ha concluso, l'impegno è anche quello di monitorare l'effettiva riscossione delle ingenti somme oggetto di condanna, superiori a 5 milioni di euro in collaborazione con la Guardia di Finanza. E allora vediamo l'inaugurazione questa mattina a Venezia dell'anno giudiziario della sezione regionale della Corte dei Conti.
Il nuovo procuratore regionale della Corte dei Conti del Veneto, Ugo Montella, ha tracciato un primo interessante bilancio. Complessivamente sono stati recuperati ben 34 milioni di euro, a fronte di 600 istanze istruttorie. Dei 34 milioni di euro venuti a galla, 28 riguardano un'importante partita veneziana, quella che il Casinò di Venezia aveva in piedi con il Comune. La Corte dei Conti oggi ha citato il Casinò di Venezia come un recupero della stessa azienda nei confronti del Comune di Venezia per un debito pregresso di 28 milioni di euro. Si tratta di un debito che è sorto dal Casinò nei confronti del Comune di Venezia nel 2012 e faticosamente la scorsa amministrazione Brugnaro è riuscita a portare questo valore dal Casinò al Comune di Venezia. Secondo Zuin si tratta di un'ulteriore conferma dell'efficienza amministrativa della Giunta. Ulteriore, conferma che l'amministrazione Brugnaro 1 e Brugnaro 2 ha sicuramente portato ai conti in ordine. Nel complesso il 2021 è andato meglio rispetto all'anno precedente dal punto di vista lavorativo. Il 2020 aveva infatti subito un inevitabile rallentamento. Gli atti di citazione a giudizio depositati sono stati 36, mentre risultano pendenti ancora 5.206 istruttorie al 31 dicembre 2020, con un sensibile incremento di quelle aperte a seguito di notizie danni, 200 in più rispetto all'anno precedente. Cresce anche il numero di richieste istruttorie, 600 in tutto contro le 490 del 2020. Emergenza siccità nella Marca. In 3 mesi sono piovuti 66 mm di pioggia rispetto ai 49 dei primi 15 giorni del 2021. A soffrire maggiormente l'agricoltura, ma anche le città ricche di canali come Treviso. Così il Consorzio Piave è costretto a decidere chi avrà acqua e chi no. Se la situazione resta quella che è adesso, siamo assolutamente costretti addirittura a non iniziare l'irrigazione, fatta eccezione per qualche tratto, ma su questi casi bisognerà vedere, perché bisogna veramente decidere dove irrigare e dove non irrigare, perché acqua per tutti non ce n'è oggi. Chiaro il messaggio del Consorzio Piave agli agricoltori, ma ancor più chiara la situazione idrica della Marca e purtroppo non solo. E queste immagini di oggi a Nervesa raccontano da sole quale sia la situazione del fiume simbolo della nostra provincia. Il Piave è come un ruscello di montagna, mi pare di vedere qua. Sicuramente stiamo vedendo tutti gli effetti di tutto questo lungo periodo che non piove, perciò la situazione diventa veramente preoccupante. Come derivazione del Piave oggi deriviamo metà dell'acqua che normalmente dovremmo derivare per i corsi d'acqua di superficie. Perché a rischio non ci sono solo le colture, ma anche la vivibilità in città, come Treviso, dove molti scarichi sono ancora sui canali. Riusciamo a derivare il minimo necessario per far sì che la città di Treviso non resti a secco. E questo prima che gli agricoltori aprano le irrigazioni. Quello che soprattutto più ci preoccupa è cosa succederà andando avanti nei prossimi giorni. Usiamo proprio il termine prossimi giorni, perché ormai noi abbiamo nelle campagne le aziende che stanno sviluppando tutta la loro attività per preparare i letti di semina e fra qualche giorno siamo in piena semina. Una situazione destinata ad aggravarsi perché non c'è acqua nemmeno in montagna. Sui bacini montani la situazione è drammatica, perché noi abbiamo i bacini che oggi sono meno di metà dell'acqua che dovrebbe essere invasata. E siamo alla cronaca con il giallo sull'omicidio-suicidio di Casale sul Sile. Rimaniamo dunque in provincia di Treviso. Se non ci sono dubbi sulla dinamica della doppia tragedia, resta il mistero di quale sia stata la causa scatenante della depressione di Franco Gellusic, trasformatosi nell'assassinio dell'amata moglie. Una malattia grave e certificata che potesse spingere Franco Gellusic a un gesto così drammatico. Probabilmente la tragedia consumatasi nella casa di via Toniolo a Casale sul Sile non avrà mai una vera risposta. Se esiste, resterà chiusa nei pensieri annebbiati dalla depressione del 73enne, capace di sferrare la coltellata mortale alla schiena dell'amata moglie Flora e di scrivere subito dopo poche righe sconnesse prima di impiccarsi. Non posso vivere senza di te, la mia vita non ha più senso, come se qualcosa di fatale e irreversibile gravasse sulla donna. Una coppia chiusa, molto riservata, troppo a detta dei vicini. Non è escluso che l'isolamento di 2 anni di pandemia sia stato un peso decisivo, ma non è possibile stabilirlo con certezza.
Se il perché resta avvolto nella confusione, il come è materia degli investigatori in queste ore. L'autopsia lunedì prossimo dovrà collocare temporalmente l'omicidio-suicidio, almeno 3 giorni prima del drammatico ritrovamento da parte di una delle figlie, e accertare che quella coltellata tra le scapole sia stata il colpo fatale. Mentre l'esame della scena del crimine dovrà stabilire se Flora è stata attaccata mentre era distesa sul letto o in piedi, ipotesi questa che presupporrebbe un tentativo di fuga. Di certo i carabinieri non hanno trovato segni di colluttazione, nessuna lotta. Una disperazione interiore maturata in chissà quanto tempo e chissà quanto sottovalutata, prima di quel fendente che ha chiuso nella tragedia la storia d'amore di una coppia. A 37 anni il bellunese, vittima di un violento pestaggio, forse a scopo di rapina, avvenuto mercoledì sera nella sua abitazione. L'uomo ha riportato ferite guaribili in una ventina di giorni. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Un tentativo di rapina senza esito o un'aggressione a scopo di vendetta. I carabinieri di Belluno stanno cercando di ricostruire quanto accaduto mercoledì sera attorno alle 18 in via Nevegalla in un'abitazione alle spalle dell'Hotel Pineta. Simone Menegon, 37 anni, del posto, titolare di un'attività che si occupa di cura e manutenzione del paesaggio, è stato picchiato selvaggiamente da 2 individui che lui stesso è riuscito a mettere in fuga. I banditi hanno suonato il campanello, Menegon ha aperto la porta, convinto si trattasse di bambini che vivono nei paraggi e che sovente si presentano alla sua porta per chiedere il permesso di giocare nel giardino, ma si è trovato di fronte a 2 sconosciuti che l'hanno afferrato e malmenato a suon di calci e pugni. Il 37enne ha reagito colpendoli a sua volta, riuscendo a metterli in fuga. Poi si è attaccato al telefono per chiedere aiuto. Il primo ad arrivare è stato il padre, Antonio Menegon, noto assicuratore bellunese, che ha chiamato carabinieri e ambulanza. Simone Menegon ha rimediato 2 costole rotte e traumi diffusi. Guarirà in una ventina di giorni. Il giovane è stato ascoltato dai carabinieri, ai quali ha riferito dettagli probabilmente utili a risalire all'identikit dei suoi aggressori. Menegon avrebbe pure indicato la presenza di un'auto sospetta con i fari accesi, notata la sera prima nel parcheggio dell'albergo Pineta. Per il 37enne un segnale inequivocabile di un sopralluogo nella zona compiuto dai malviventi che forse non immaginavano di trovare in casa una persona giovane e pronta a difendere la sua proprietà. Nell'Alta Padovana appello sui social per trovare un pitbull che ha zannato e ucciso un cagnolino. Tam tam sui social network per trovare il molosso che ha zannato e ucciso un cagnolino lungo il percorso della ciclopedonale dell'Ostiglia. I fatti risalgono allo scorso 1 marzo verso le 17. Così scrive la padrona di Spillo, il pincher che è stato azzannato da un pitbull lasciato libero. Spillo stava correndo ai confini del campo che circonda la casa in cui vive a ridosso della ciclopedonale nel comune di Santa Giustina in Colle. Improvvisamente è stato morso alla gola, dopo alcune ore di agonia è morto. Ora la padrona di Spillo ha lanciato un appello per cercare di individuare il responsabile. È il momento di fermarci, c'è la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta. Lavorarono senza orario e con grande disponibilità durante i primi giorni della pandemia 12 tra funzionari e dipendenti di Questura e Prefettura di Padova hanno ricevuto un importante riconoscimento. Da oggi sono cavalieri al merito della Repubblica Italiana. 6 uomini e 6 donne, residenti o operativi nel Padovano, dipendenti di Questura e Prefettura, che durante le prime settimane di pandemia hanno lavorato senza sosta, mettendo a disposizione le loro competenze per l'emergenza. Per questo motivo il Ministero dell'Interno, dal quale dipendono, ha proposto al Capo dello Stato Mattarella e al Premier Draghi la onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Siamo stati interessati con la vicenda di Vo fin da subito, insieme a tutte le altre forze di polizia, alle forze armate, sotto la guida delle autorità provinciali di pubblica sicurezza abbiamo, credo, dato una risposta adeguata a quei giorni drammatici assolutamente nuovi per tutti, anche nelle procedure, negli interventi e nei servizi. Gli imprevisti fanno parte del lavoro di uomini e donne delle forze dell'ordine, non li temono ma in qualche modo gli restano dentro. Io ricordo benissimo il 23 febbraio del 2020 perché a Venezia facemmo indossare le mascherine, i dispositivi di protezione al personale che operava ed ancora non si sapeva assolutamente nulla, e ricordo anche che il dottor Strafilini mi chiamò per far portare del personale che avevamo a Venezia in quel di Vo Euganeo, perché in quel giorno là
nacque il cluster padovano. A Venezia, ricorda Della Rocca, venne perfino creato un punto vaccinazioni in questura anche a tutela delle molte persone che i poliziotti incontravano in giro in quei giorni. Dopo tanti sacrifici, il riconoscimento dello Stato. Dottor Strafellini, dica un po', se l'aspettava? No. Se l'aspettava? No. Un plauso all'operato di questi uomini delle istituzioni che hanno ancora una volta affermato che il potere è servizio a favore della comunità. Capitale della Cultura 2024, oggi l'audizione decisiva per Vicenza che ha presentato il suo progetto alla Commissione Ministeriale. Capitale della Cultura 2024, va di scena la finalissima. Vicenza è in corsa con altre 9 città italiane, tutte agguerrite, tutte pronte a investire su storia, arte ed eccellenze tipiche. Lo scatto finale non è ieri, non è domani, è oggi. È il giorno dell'audizione decisiva. La commissione ministeriale si collega da Roma ed è mezzogiorno e 47 minuti quando tocca alla città del Palladio. Il sindaco col suo staff si fa trovare schierato in uno dei templi della cultura di Vicenza, il Teatro Olimpico, il primo teatro stabile coperto al mondo, diretta esclusiva trasmessa da Media Nord-Est. Noi abbiamo un pacchetto storico legato al passato che è quello legato ad Andrea Palladio, quindi i palazzi, le ville, i percorsi eccetera. Ora vogliamo guardare avanti. Silenzio, parlano le istituzioni, gli imprenditori che raccontano il progetto per il 2024, una città in cui tutti si mettono in rete, dai cittadini alle associazioni, dalle imprese alla diocesi, tutti produttori di cultura, anzi di invenzioni nell'accezione palladiana, dove l'invenzione è idea, intuizione, l'arte è invenzione, come sono invenzioni i prodotti dell'eccellenza vicentina, invenzioni che nascono dalla ricerca, dalle aziende all'avanguardia, da chiunque si impegni nel processo creativo del futuro. È un turismo industriale, come l'ha definito la Commissione, che è una novità assoluta. I musei all'interno delle aziende, le aziende che si aprono come musei e diventano visitabili ai cittadini. Cambiano gli scenari, dal Teatro Olimpico a Palazzo Chiericati, perché tutto è in gioco, tutto è in corsa. Le mostre in Basilica, i palazzi, le ville e non solo la città del Palladio, ma tutta la provincia, perché l'invenzione è bellezza senza confini urbani. La Commissione chiede quanto investirà Vicenza sulla cultura nel 2024. Normalmente Vicenza investe 8 milioni di euro l'anno. Per l'anno 2024 abbiamo già previsto oltre 4 milioni in più agli 8 milioni che già normalmente vengono investiti tra pubblico e privato, e poi tutti gli investimenti sulle infrastrutture culturali che già sono in atto, sono in corso. Facendo un esempio, l'ampliamento del Chiericati, l'acquisto di Palazzo Tiene, piuttosto che i lavori sul Canneti, sull'auditorium Canneti. Questi alcuni esempi concreti che ho voluto portare alla Commissione. Un'ora che scivola via veloce, l'audizione termina così e dentro il 29 di marzo si saprà chi ha vinto. Ma comunque andrà per Vicenza, è stata una vittoria perché la città del Palladio adesso ha sperimentato un sistema. I campanili della città hanno imparato a suonare insieme, c'è voglia di fare, c'è aria di rinascita. Essere capitale della cultura, in fondo, non è un titolo ma un merito. Red Canziana ha lasciato l'ospedale di Treviso dove era ricoverato da 2 mesi per una grave infezione cardiaca. In un videomessaggio su Facebook il suo grazie ai medici, ai fans e alla famiglia. Dopo 2 mesi esatti torno a casa, 4 gennaio entrato, 4 marzo esco, che meraviglia. È stato un periodo lungo, faticoso, doloroso e anche che un po' mi ha spaventato all'inizio, ma sono stato confortato dalla costante presenza di Bea che ha riempito le mie giornate qui dentro a questa stanza con questo bianco che un po' rischia di spegnerti i colori dell'anima, però devo dire che sono stato trattato qui dentro in maniera straordinaria, ho veramente capito il senso del prendersi cura, una sanità meravigliosa, quella italiana, quella veneta, e persone che andavano oltre a quelli che erano i loro doveri, ma non solo con me, con tutti. Poi Torino vado a vedere le ultime date, per cui 9, 10, 11, 12 e 13 sarò a Torino, salirò in palco per ringraziarvi, per ringraziare lo staff meraviglioso
che ha lavorato con me, per ringraziare il cast di artisti incredibili che hanno lavorato con me e per ringraziare voi che avete definito questo spettacolo con parole che io sognavo di sentire ma non ero sicuro, invece è andata proprio bene. Grazie di cuore. Vi ricordo che dal 10 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale in Veneto. Le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul 14 e Tele Nord-Est sul 18. Per continuare a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est, quindi sarà sufficiente risintonizzare il televisore. Vi ricordo, Antenna 3 la troverete sul 10, sul 14 Rete Veneta e Tele Nord-Est sul canale 18. È davvero tutto, previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo. Benvenuti al meteo. Mentre la perturbazione coinvolge ancora il centro-sud, sul nostro territorio invece si mantiene buono il tempo, con il clima un po' più fresco. Vediamo il dettaglio di sabato 5 marzo. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, cielo per lo più sereno o velato in pianura ma anche sulle zone montane, salvo qualche annuvolamento, specie sui settori più occidentali. Precipitazioni assenti. Sulla costa e sulla pianura limitrofa venti moderati di Bora, deboli invece altrove. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra -2 e 3 gradi, le massime saranno in lieve calo sugli 8-10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo bel tempo con tanto sole un po' su tutti i settori e il cielo sarà sgombro da nubi. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sugli 8-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui non sono attese piogge, sarà soleggiato solo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sugli 11-12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo.